Era la primavera del 1934 quando muoveva i primi passi nella fulgentissima Naro la sagra del mandorlo in fiore, nata per rilanciare i prodotti tipici siciliani. L'idea venne al conte Alfonso Gaetani, che successivamente, colpito dal suggestivo spettacolo creato nella Valle dei Templi dai mandorli fioriti, pensò di trasferire l'evento ad Agrigento in modo che potesse avere una maggiore risonanza e godere di una larga eco. È nel 1954 che la sagra oltrepassa i confini siciliani e italiani, estendendo l'invito a partecipare anche a gruppi folcloristici europei. Un evento che col tempo e negli anni si è arricchito di nuovi spettacoli e momenti di cultura e aggregazione tra i popoli, riscuotendo sempre più successo, anche se non sono mancati alti e bassi, che spesso hanno tolto alla manifestazione più attesa dell'anno un po' di quello smalto che la caratterizzava soprattutto in passato. E che dire dell'edizione 2012 della sagra, di cui si conosce solo la data di inizio, il prossimo 3 febbraio. A circa 3 settimane dal suo inizio c'è solo tanta confusione. Non esiste un programma delle varie iniziative, non si conoscono le nazionalità dei gruppi che interverranno e ciò che è peggio, si sono ripresentati i soliti problemi legati ai finanziamenti. E intanto, dopo che il sindaco di Agrigento Marco Zambuto aveva paventato il chiaro rischio che la manifestazione saltasse per mancanza di fondi e dopo l'annuncio dell'imprenditore Enzo Bellavia di voler anticipare lui le somme per far realizzare comunque la sagra, adesso torna il gelo. Le esitazioni da parte della regione a proposito dei fondi da destinare all'evento rallentano ancora una volta gli animi. Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, infatti, dopo un incontro col dirigente regionale del servizio turistico per la provincia di Agrigento, Ignazio Catagnano, per discutere di eventuali finanziamenti, ha fatto richiesta all'assessorato regionale del turismo per l'assegnazione al comune della somma prevista nell'apposito capitolo del bilancio pluriennale, seppur ridotta rispetto allo scorso anno di circa il 20%. Con questa somma, precisa Zambuto, non riusciremo sicuramente a far fronte alle spese previste dalla manifestazione. Aspettiamo ancora che l'assessorato regionale dei beni culturali nomini gli organi deliberanti del parco archeologico, in modo tale che non appena tale ente avrà le disponibilità di bilancio, potremo stipulare la convenzione per utilizzare una parte del 30% degli incassi dei biglietti d'ingresso nella zona archeologica, da destinare, come avvenuto l'anno scorso, alla sagra. Entro qualche giorno, conclude Zambuto, non appena avremo una risposta, che auspichiamo positiva, dalla Regione e dal Parco, daremo gli opportuni atti di indirizzo agli uffici comunali per procedere, nel rispetto delle procedure previste per la pubblica amministrazione, all'organizzazione dell'evento. Il bilancio regionale.